Settima e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, condizionata sul miglio, non corre Dorothy Moon, sono 10 al via, 1 Contessa SSM, 2 Demetra Gas, 3 Dinamite Candy, 4 Dolce Indal, 5 Corsa del Nord, 6 Chiquitita, in seconda linea 7 Dursamore SM, 8 Princess Caviar, 10 Delise TC, 11 DeLorean Wise. Macchina che accelera, partiti con Dinamite Candy che passa in breve a condurre nei confronti di Demetra Gas, a largo veloce anche Corsa del Nord, poi più indietro Contessa SSM, all'esterno insiste invece Chiquitita che va su Dinamite, l'impegna. Dinamite Candy attaccata con decisione da Chiquitita, i primi 400 metri se ne vanno in 29,4, rimane a contatto Demetra Gas, più indietro Contessa SSM. E così la corsa prosegue con i due di testa che continuano a battagliare, 45,1 per i 600 iniziali, con Dinamite e Chiquitita alle prese, alla corda Demetra, poi al largo anche Corsa del Nord, alla corda c'è Contessa SSM, mentre Dolce Indal viene via in terza corsia, quando siamo a meno di un giro dalla conclusione. Insiste nella sua progressione Dolce Indal e sopravanza anche Corsa del Nord dopo un chilometro di 1,15,3. Dolce Indal seguito da DeLorean Wise, cavalli a poco più di 400 dalla conclusione, con Dinamite che cerca di mantenersi in vantaggio all'esterno e ancora coraggiosamente Chiquitita, con in terza ruota Dolce Indal e lo scatto anche di DeLorean Wise. Demetra Gas invece alla ricerca dello spazio, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con Dinamite che allunga, Dinamite Candy che accelera sensibilmente nel finale, finisce forte comunque a centropista DeLorean Wise che fa il suo secondo posto, mentre al terzo forse Dursamore SM riesce a piegare Demetra Gas, ma è un arrivo molto stretto, le due femmine molto vicine. Da rivedere sicuramente, il successo invece non sfugge a Dinamite Candy e Daniele Rossini, che in percorso di testa vincono davvero molto agevolmente, precedendo DeLorean Wise che finisce bene a centropista al secondo. Per il terzo, vedete, sono in linea Demetra Gas e Dursamore SM in una foto davvero stretta che forse potrebbe premiare ancora Demetra Gas, ma l'arrivo è davvero strettissimo, quindi foto per il terzo posto.